Eder. Mech. Pallister. L'assassino deve stare in carcere fino al suo ultimo giorno. Ha distrutto la nostra vita. Ho a casa l'anello con cui le avrei fatto la proposta. Adesso mi sveglio la mattina e aspetto che la giornata finisca. Penso che dovrebbe restare in carcere fino al suo ultimo giorno. Non solo ha tolto la vita a lei, ma ha distrutto anche la mia, quella dei suoi genitori. In questi 6 mesi è come se fossi morto anch'io. Sarò e mi aspetto giustizia. È l'unica cosa che ci resta. Lei non la ritroveremo più. I primi giorni è stato bruttissimo. Non riuscivo a capire. Poi mi sono reso conto che era normale che ci fossero quei sospetti su di me, perché spesso, purtroppo, l'assassino è il compagno o il marito. La cosa più devastante è stata scoprire solo alle 16 del giorno dopo che era morta, ma ora so che i carabinieri dovevano fare bene il loro lavoro. E lo hanno fatto. La mia vita è cambiata totalmente e non riesco a trovare un senso. Mi sveglio la mattina e aspetto che la giornata finisca per andare a letto. Non ho più motivi per vivere, aspetto solo che i giorni passino. Magari in futuro le cose cambieranno, ma non so quando sarà questo futuro. L'anello è a casa. Glielo avrei dato in Grecia ad agosto. Invece... La Cattaneo se la sta prendendo con comodo con la consulenza che non ha ancora depositato, tra l'altro c'è il rischio che possa addirittura posticiparla ulteriormente. Anche io che sto completando la tesi su Liliana avrei necessità di capire cosa tirerà fuori. Aspettiamo che venga confermato che è stato un omicidio, che è stata picchiata pre-morte. Quando sono iniziati a girare le fotografie, quando hanno trovato il corpo, che si vedeva chiaramente che era stata pestata, ho dedotto da subito che lei fosse salita in macchina con qualcuno che conosceva bene. È stata proprio aggredita. Liliana è salita in macchina con delle persone, una persona comunque che lei conosceva. Sacchetti in testa forse sono serviti anche per non sporcare qualche autovettura con il sangue di Liliana, perché lei aveva il sangue in faccia. Credo che la data è valida fino a un certo punto, perché comunque lei è morta ammazzata. Cosa cambia? Sempre morta o sempre un omicidio è? E poi c'è la famosa teoria della sosia, ma è cervellotico pensare che Liliana alle 8:22 risponda a Claudio Serpin e poi in quei 10 minuti muoia e quindi non sia lei a uscire di casa e a passare sotto le telecamere di via Damiano Chiesa. Liliana è uscita di casa, quella è Liliana, e se noi vediamo Liliana attraversare quella strada, se è anche quella che attraversa la strada lì di Piazzale Gioberti dove la vediamo attraversare sulle strisce, allora Liliana è diretta dove? A nostro avviso Liliana è diretta alla Wind di via Battisti, ma quando anche fosse diretta all'ex ospedale psichiatrico come vuole la procura, cosa che noi non condividiamo, Liliana sicuramente... Rispettiamo la dottoressa Cattaneo, però noi abbiamo il professor Fineschi, il professore Bacci che si sono esposti non perché per presa di posizione, ma perché hanno avuto la possibilità di visionare insomma tutta la documentazione, hanno avuto la possibilità di partecipare agli esami istologici. Stiamo aspettando adesso quest'ultimo accertamento che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, che ci potrà dire sulla lessività che ormai noi siamo certi che è vitale, quindi quando Liliana era in vita. È importante perché insieme alla lesione alla vertebra che ci dice che è perimortale, anche questa potrebbe dire che insomma è stata causata a Liliana prima di morire. Quindi andiamo sempre perché il complesso di tutte le lesività che sono state riscontrate ci dicono che è stata vittima di un'aggressione. Sicuramente quella riportata al capo, insomma ci sono, se noi andiamo a vedere il complesso delle lesività, anche quella dell'At2, perché ci dice che tanti movimenti, perché era dolorosa e non poteva fare Liliana, quindi non poteva fare quello che la procura ha voluto ricostruire. Quindi insieme tutto il quadro ci potrà consegnare. Io mi auguro che la dottoressa Cattaneo ci possa dire che comunque sia stata vittima di un'aggressione. Sebastiano si fissa con la botola di casa Sterpin, ma questo ovviamente non ha senso, perché se Liliana avesse voluto andare a casa di Sterpin sarebbe stata al piano di sopra e non certo nella botola, non avendo nessuno da cui nascondersi.
Perché doveva andare in soffitta Liliana se aveva casa di Claudio dove poteva andare? Poi questa donna, no, stava in questa soffitta e in questa soffitta si sarebbe dovuta lavare, cambiare, depilare, lavare anche i vestiti, perché noi ricordiamo che troviamo Liliana con gli abiti con cui esce il 14, cioè, e poi avrebbe dovuto portare con sé anche quel cordino e quelle buste che però abbiamo trovato in casa di Liliana, quindi compatibili con quelle trovate in abitazione. Cioè mi sembra alquanto macchinoso, no? Gita al lago di Doberdò, un bel picnic di pomeriggio, ma Sebastiano ci è andato di sera, la sera del 30, non si è mai capito cosa sia andato a fare. Mi viene da pensare quasi che sono andati a fare 2 chiacchiere là a Doberdò del lago, non certamente a tirare fuori una macchina. A questo punto io non lo so, io vado sempre per le cose coerenti, per la logica, e cioè non capisco se era un modo per dirmi che sta uscendo di casa. Se per Giorgio avesse voluto togliersi in fretta dai guai, magari perché ubriaco, avrebbe dovuto chiamare l'amico Dario, con cui tra l'altro Sebastiano si era sentito quel giorno, ma non lo fece. Sì, è passato, è venuto a trovarci attorno all'ora di pranzo. Mi ricordo che avevamo anche chiesto se voleva fermarsi con noi e lui non se l'ha sentita, insomma. Sebastiano ha chiamato il suo amico Arturo per chiedergli una corda. Con tutto il rispetto per quello che ci dice il signor Visentin, sinceramente oggi ancora di più, dopo aver visto le immagini del luogo dove si sarebbe verificato questo incidente, questa uscita di strada, sinceramente io non credo a questa versione. Non c'erano questi rapporti con suo figlio, perlomeno dai tabulati telefonici emerge questo. Non capisco perché quando dice che è buio, c'erano i fari della macchina, c'erano le 4 frecce, qualcuno avrebbe dovuto vedere qualcosa, poteva chiamare qualcun altro, ci sono tante ipotesi, tante pensieri che si possono fare. Questa è una mia idea. Anche in questo caso, quando il signor Visentin ci deve dare delle indicazioni, ecco, si complica un po' la vita, perché io non posso pensare che questa sia un'uscita di strada che richiede anche l'intervento di una terza persona, perché basta fare marcia indietro. Con una memoria avevamo chiesto alla procura di mettere a confronto il racconto del figlio col racconto del padre, però purtroppo il figlio non è stato mai sentito. Mai sentito su questo aspetto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.